che arriva in questo momento. Si comincia, buona partita a tutti, inizia San Giorgio Piana contro Camarat con i giallo-blu che subito provano ad attaccare con Lococo, il sinistro dentro e grandissima chiusura di Capitan Gaio che rischia addirittura l'autogol. Si riempie l'area di rigore dei padroni di casa. Pallone dentro, occhio che è uno schema per liberare il destro al volo di Capitan Lupo. Lungo e lancia a cercare Arken. Si appoggia bene, poi in posizione regolare Arken, quindi Osvaldo non lo serve, va col sinistro. La mette alta il numero 17 però da buonissima posizione. Va lungo a cercare Guadagnoli, sponda di Graziano, bella finta di corpo ancora del numero 11, è salito Barbara. Destro dentro, occhio al secondo palo, è arrivato Sannasardo con la testa e quasi sblocca il match. Difficilissimo per lui, il lancio lungo di Dolenti a cercare la profondità per Arken, che si coordina al volo e rischia l'Eurogol. I giallo-blu, verticale il pallone di Pane, Lupo esterno, Arken sponda con Osvaldo, ancora lui, poi Guadalupo prova a piazzare all'angolino in buca d'angolo, pallone che esce di un nulla. Profondità verso Lococo, si impegna anche Neri, mette il corpo con la testa, lascia lì per Lococo, sinistro, Sisè, poi Lococo prova ad andare sulla ribattuta, ancora Sannasardo, Anane mette dentro il pallone, Graziano era tutto solo nell'area piccola. Secondo palo, Mule a cercare Neri e Gaio, poi Neri si coordina e il pallone passa per tutta l'area di rigore. A servire Barbara, si deve riempire adesso però l'area di rigore perché c'è Anane fuori, proprio lui servito, dentro da Diacate che con la testa ha messo fuori ma era fuori gioco. Nasardo a sfidare serio, si rinnova il duello, ancora Nane stavolta però a staccarsi, gioca da Sannasardo, pallone per Passero, passa il numero 4, poi Barbara sinistro e Dolenti evita il vantaggio dei rossoneri. Belli, Guadalupo prova lui a impostare, occhio Alice Sannasardo, fica rotta subito, primo pallone, fica rotta, Cacicia recupera bene, poi sposta alla grande il 14, poi Passero, occhio a Diacate che guarda la porta e tenta il tiro a giro. Dolenti leva addirittura la mano, va da Nane, ancora il 13 a isolarsi nell'1 contro 1, passa stavolta Nane, va sul fondo, mette dentro per l'incornata di Passero che sblocca il match al 77 e avanti il San Giorgio e Anane festeggia addirittura da solo qui sotto la nostra postazione. Si avvicinano 3 punti per il San Giorgio, lungo di Acatesi, inserisce Barbara, destro e allora è game, set e match, triplice fischio del direttore di gara, ha vinto il San Giorgio Piana col pallonetto e il 2-0 di Barbara sull'uscita di Dolenti e 2-0, 3 punti fondamentali per il San Giorgio.